Va ora in onda liberamente variazioni e scorribande con Giovanni Sallusti. Sono venuto a vedere il nostro maestro personale. Buonasera a tutti, bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora, narrazione delle anime belle. C'è un continente, un mondo, diciamo, dove le frontiere sono abolite, c'è in particolare un'Europa tutta basata sull'inclusione e l'accoglienza critica dell'altro, e poi c'è questo pazzo scriteriato, sequestratore di persone, di bambini, Matteo Salvini, che è sotto processo a Palermo. Realtà, non solo c'è la realtà, per stare ai casi recenti, della Germania, del socialdemocratico Olaf Scholz che sospende Schengen, mette uno stop radicale all'immigrazione incontrollata, non solo c'è il caso reiterato di molti governi spagnoli recenti, compreso quelli di sinistra, che hanno pesantemente bloccato l'arrivo dei migranti, non solo c'è il caso del Regno Unito, se vogliamo rimanere nel mondo occidentale, dell'Australia che schiera la marina militare. Ma in queste ore c'è stato il discorso del neo primo ministro francese Michel Barnier, che non è, come dire, notoriamente un pericoloso lepenista sovranista, perché nonostante Marine abbia vinto le elezioni non governa, c'è questa simpatica conventio ad excludendum che state vedendo anche in Austria. Ma al di là di tutto questo, Barnier ha tenuto un discorso davanti all'Assemblea nazionale dove ha detto tra l'altro che la Francia non gestisce a dovere la propria politica migratoria, rischiando di non riuscire più neanche a integrare. E questo deve portare Parigi a ripristinare i controlli alle frontiere in linea con quanto fatto dalla Germania. Lo dice Barnier, che è stato commissario europeo con la commissione di Romano Prodi, che è un prodotto della scuola della tecnocrazia francese, ripeto, non è un pazzo estremista. La dichiarazione più emblematica è questa: occorre reintrodurre i controlli alle frontiere, come ha fatto la Germania. La Francia non ha più un controllo soddisfacente sulla sua politica migratoria. E tra l'altro ha proposto di facilitare la proroga eccezionale della detenzione degli stranieri in situazione irregolare. Cioè un giro di vite che i sinistrorsi nostrani, no, di fronte a cose analoghe previste dal DDL sicurezza, hanno urlato al fascismo. Bene, Michel Barnier prevede un giro di vite del genere in Francia. E non solo, ha ribadito la volontà di rafforzare il controllo delle frontiere. Quindi le frontiere esistono, gli stati-nazione esistono, a differenza della narrazione di cui sopra, e vanno gestiti, vanno controllate. Le frontiere contemplano il fatto che non siano mere porte d'ingresso, ma che lo Stato-nazione eserciti la propria sovranità. Michel Barnier questo, non Marine Le Pen. E non solo, ma ha sottolineato come la regolamentazione dei flussi passa attraverso il controllo delle frontiere esterne dell'Unione, cioè le frontiere, per intenderci nel nostro caso, italiane sono frontiere dell'Unione, non dell'Italia, come hanno sempre detto quei pazzi sequestratori alla Salvini. E bisogna agire anche a monte, bisogna impedire anche che partano, come ha detto spesso quel pazzo sequestratore di Salvini. Conclusione: c'è la narrazione, poi c'è la realtà. Nella realtà si aggiunge alla lunga lista di politici occidentali che la pensano come Matteo Salvini, il neo primo ministro francese Michel Barnier, nominato da Macron. Se non è la prova del 9 questa, ci arrendiamo anche noi. Grazie a tutti, a domattina.